Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Per la prima volta Mario Draghi ha bloccato con la Golden Power la cessione di un'azienda italiana a una società russa. Si tratta della Faber di Cividale che doveva essere venduta al colosso nucleare russo Rosatom per 150 milioni di euro. Giù le mani russe dalla Faber di Cividale. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha fermato la cessione dell'azienda friulana al colosso nucleare Rosatom. Il capo del governo ha esercitato per la prima volta nei confronti di un'acquisizione da parte di un soggetto russo la Golden Power, il potere speciale che consente all'esecutivo di intervenire nelle operazioni finanziarie per salvaguardare gli assetti proprietari di società in settori strategici di interesse nazionale. L'operazione riguardava la vendita per 150 milioni di euro del 99,41% dell'azienda friulana, leader mondiale nella produzione di bombole e sistemi di stoccaggio di gas ad alta pressione, compresi il biometano e soprattutto l'idrogeno, con 350 addetti nello stabilimento di Cividale e un altro impianto a Castelfranco Veneto. Nel 2021 la Faber ha fatturato 92 milioni di euro, 10 meno rispetto al 2019, ma con una crescita del 9% rispetto allo scorso anno. Le quote sarebbero passate dalla Fafin, finanziaria con sede a Udine che controlla la Faber, alla Rusatom Gastech, sussidiaria della Rosatom. Non è la prima volta però che il governo è ricorso alla Golden Power nei confronti di un'azienda friulana. A marzo Draghi ha infatti annullato la vendita della Alpi Aviation di San Quirino, azienda sviluppatrice e produttrice di droni militari, alla Mars Information Technology, società con sede a Hong Kong e riconducibile ad aziende di Stato cinesi. Siamo alla cronaca, un incidente mortale questa mattina si è verificato a Tavagnacco, a perdere la vita Andrea Di Benedetto, 46enne di Martignaco, ha perso la vita dopo che la sua Golf si è cappottata. Era un tecnico elettricista, lascia due figli di 20 e 23 anni, due fratelli e l'ex moglie. Il sindaco di Martignaco Gianluca Casali lo ricorda come un bravo ragazzo che ha sempre lavorato per la comunità. Dramma della strada all'alba di questa mattina, domenica 19 giugno, in via Ferrara a Tavagnacco. Andrea Di Benedetto, 46 anni di Martignaco, ha perso la vita dopo che la sua Golf si è cappottata. L'uomo stava arrivando dalla Osovana, doveva mettersi nella tangenziale sud quando, per causa in corso di accertamento dai carabinieri, l'auto è uscita di strada rovesciandosi. Vani i tentativi di rianimare Di Benedetto, nonostante l'arrivo immediato dei vigili del fuoco e personale sanitario del 118. L'uomo era molto conosciuto e attivo nella comunità di Martignaco. La comunità è parecchio scossa, insomma, da quanto accaduto, anche perché Andrea Di Benedetto era molto conosciuto, soprattutto perché in un periodo come questo, dove iniziano i preparativi per i festeggiamenti tradizionali, all'interno della comunità lui era una di quelle persone che si dava parecchio da fare, soprattutto tenendo vicino i giovani e organizzando per loro alcune attività. Era conosciuto in paese perché faceva l'elettricista, quindi era un tecnico, insomma, tra l'altro la famiglia di Benedetto è una famiglia numerosa. È morto l'uomo 57enne che era ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Monfalcone dopo essere caduto dal proprio scooter, molto probabilmente dopo essere stato urtato da un'auto che è fuggita senza dare soccorso. L'incidente è avvenuto la notte scorsa lungo la statale 14 nei pressi di un cavalcavia. Alcuni testimoni, secondo quanto si apprende, hanno notato un'auto allontanarsi, dopo hanno visto lo scooter e l'uomo a terra. Sarebbero riusciti ad annotare la targa della vettura che hanno indicato ai carabinieri che appunto stanno conducendo le indagini. L'uomo era in arresto cardiaco quando sono giunti i soccorsi, è stato rianimato sul posto, trasferito in ospedale con l'elicottero del soccorso notturno, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, sul posto erano intervenuti anche i vigili del fuoco. Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio a Palazzolo dello Stella, sulla strada statale 14 all'altezza di Casali Viotto. Una donna ha perso il controllo della propria auto, una Lancia Y è definita fuori strada. Al termine di una spaventosa carambola la macchina ha terminato la corsa nel campo che costeggia la strada. Le condizioni dell'automobilista sono apparse subito serie ed è stato richiesto l'intervento dell'elicottero sanitario del 118. La donna, dopo essere stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco, è stata consegnata all'equipe dell'elisoccorso, ha riportato un trauma cranico
carico, è stata poi trasportata in volo all'ospedale di Udine, le sue condizioni sono gravi. E poco prima delle 13 di oggi sulla A23 Udine-Tarvisio, nel tratto compreso tra Udine Nord e Gemona direzione Tarvisio, è avvenuto un incidente all'altezza del chilometro 41 in cui sono rimaste coinvolte un'auto e una moto. Si è formata una coda lunga 13 km in direzione Tarvisio e il traffico ha transitato su una corsia. Sul luogo dell'evento sono intervenuti soccorsi sanitari e meccanici, vigili del fuoco, polizia stradale e personale della direzione di tronco di Udine. È deceduto in ospedale Oscar Bassi, di 58 anni, da 6 anni autista, dei prefetti di Udine. Sabato è stata decretata la sua morte cerebrale e oggi è stato sottoposto all'espianto degli organi. Come raccontato dal prefetto di Udine Massimo Marchesiello, Bassi era stato colto da un malore domenica scorsa, mentre prestava servizio in un seggio elettorale. Subito ricoverato per accertamenti, poi in terapia intensiva, le sue condizioni di salute erano migliorate, ma improvvisamente sono precipitate. Era un collega, ricorda Marchesiello, del quale avevamo una grande stima per la discrezione e il senso del dovere. L'ho conosciuto 1 anno e mezzo fa, era una persona piacevolissima, mai sopra le righe, un collega ottimo, conclude, e una persona speciale che mancherà moltissimo. Nella straziante morte di un innocente, come nella Pasqua, c'è anche la rivelazione di un amore più forte della morte, di una forza che ci dice che non sarà il male ad avere l'ultima parola. L'esortazione che il parroco di Codroipo, Don Ivan Betuzzi, ha rivolto ai fedeli della messa di questa mattina in Duomo a Codroipo. Il riferimento è alla scomparsa di Elisabetta Molaro, la donna uccisa martedì notte dal marito. La tentazione, ha detto il sacerdote, di rimanere inchiodati alla superficie della cronaca e cercare con curiosità ossessiva tutti i dettagli con cui si è consumata una tragedia familiare. Certo, l'assassinio di una giovane madre nella stessa casa dove stavano dormendo le sue figlie ci pone un'infinità di domande, ci spinge a cercare dettagli e indizi che possono offrirci delle spiegazioni, ma il Vangelo, ha concluso Don Ivan Betuzzi, parla chiaro, non è rimanendo sul pelo della cronaca che ne verremo fuori. È stato trovato dopo 24 ore l'uomo che si era allontanato da casa ieri sera dopo un'accesa discussione. I vigili del fuoco, personale della protezione civile e carabinieri erano alla ricerca a Morsano al tagliamento del 55enne per perlustrare la zona, soprattutto in un'area di aperta campagna. Si era alzato anche l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco che è decollato da Venezia. I dati della pandemia: oggi nella nostra regione su 1.357 tamponi molecolari sono stati rilevati 132 nuovi contagi, su 2.026 test rapidi sono stati rilevati 511 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 4, mentre i pazienti ospedalizzati in altre reparti sono 90. Si registrano oggi 2 decessi, entrambi a Udine. Il prezzo della legna da ardere offerta su Facebook era molto allettante, ma i carichi erano molto più leggeri di quanto concordato. Così il Tribunale ha condannato 3 persone, una quindicina, i friulani truffati. Hanno venduto legna da ardere a una quindicina di friulani attirati da annunci su Facebook, ma la quantità del combustibile consegnato era di gran lunga inferiore a quella pattuita. Nei giorni scorsi il Tribunale di Udine ha riconosciuto colpevoli 3 uomini, tutti residenti a Cerignola, in provincia di Foggia, di truffa e li ha condannati a un totale di 3 anni di reclusione. Le truffe sono avvenute tra il settembre e l'ottobre del 2018. I condannati attiravano le vittime proponendo loro un prezzo di acquisto particolarmente basso, 10 euro al quintale, attraverso annunci pubblicati su un profilo Facebook. Quando consegnavano la legna, però, il peso del carico era fino all'80% inferiore rispetto a quello concordato. Le persone truffate sono quasi tutte residenti nel Medio Friuli e nella Bassa, ma una consegna è avvenuta anche a Duino Aurisina. La pena maggiore, 1 anno e 5 mesi di carcere, è stata inflitta a un 24enne, al quale sono state concesse la sospensione condizionale e la non menzione. A un 34enne e a un 28enne sono stati comminati rispettivamente 1 anno e 3 mesi e 4 mesi di reclusione. Sono stati invece assolti altri 3 uomini di 33, 45 e 48 anni, anche loro residenti a Cerignola.
Perde un borsello con 900 euro, lo ritrova grazie alla collaborazione di una commessa e dei carabinieri. Il fatto è avvenuto all'interno del negozio Tigotà di Cividale del Friuli. Durante il lavoro una commessa ha ritrovato sul pavimento del punto vendita un portafoglio di colore nero con all'interno 900 euro. Dopo averlo aperto la ragazza si è resa conto però che all'interno non c'erano documenti per poter identificare il proprietario. All'indomani la proprietaria del borsello, una sessantenne del posto, che aveva deciso di andare dai militari dell'Arma per sporgere denuncia per smarrimento, ha avuto la bella sorpresa. I carabinieri le hanno restituito il denaro e il portafoglio. Invasione di meduse nella spiaggia, nel mare di Lignano Sabbiadoro. I tantissimi esemplari di Rhizostoma pulmo sono stati raggruppati dal forte vento. Ma Paola Del Negro, direttore dell'Istituto di Oceanografia, rassicura che questa specie non è molto urticante e il fenomeno si esaurirà in tempi brevi. Una quantità importante di meduse ha popolato l'arenile di Lignano Sabbiadoro. Si tratta di un fenomeno periodico che sembra ritornare tra la primavera e l'inizio dell'estate, ma secondo gli esperti della sezione di oceanografia dell'OGS il vento forte potrebbe aver influito sull'aggregazione rimescolando anche le acque della laguna. In questi ultimi anni assistiamo a un incremento nella presenza di meduse e in generale di organismi gelatinosi in tutto il bacino adriatico settentrionale. Negli ultimi anni, l'anno scorso e quest'anno in particolare, in coincidenza con eventi meteorologici intensi come i forti venti di Bora, abbiamo visto un accumulo di meduse della specie Rhizostoma pulmo lungo le coste della regione Friuli Venezia Giulia. Questi organismi sono in grado di entrare anche nelle acque lagunari e di permanere per periodi anche più lunghi in relazione alle condizioni meteorologiche, mentre in acqua di mare, quando l'acqua si riscalda, vanno in profondità e non si vedono più. Ovviamente nelle aree prossime alla laguna si vede questi organismi che escono dalla laguna e sono presenti ancora nelle aree costiere. Fortunatamente questa specie non è molto urticante e probabilmente il fenomeno si esaurirà in tempi brevi. Inaugurata ieri sera l'illuminazione del decumano di Aratria Galla ad Aquileia in occasione delle giornate europee dell'archeologia. Questo è il futuro del territorio di Aquileia, del parco archeologico, del futuro parco archeologico, quindi un'accessibilità diversa che permette di fruire in modo diverso e anche impattante da un punto di vista estetico questo bellissimo posto. È un momento importante per Aquileia, uno dei tanti momenti che stiamo vivendo negli ultimi tempi, un territorio della grande eredità culturale che ha bisogno di essere appunto illuminato per il futuro, un futuro che dobbiamo disegnare per la comunità, ma soprattutto per un mondo che aspetta di vedere quella che è la storia che qui si è fatta e qui è passata. La ribolla gialla spesso è venduta a prezzi stracciati tra le corsie della grande distribuzione, un affronto inaccettabile per un prodotto identificativo del nostro territorio, a dirlo il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Ribolla gialla è uno straordinario prodotto sul quale si è investito molto, credo che possa essere un attù della produzione vitivinicola della nostra regione. Bisogna preservarlo però, perché essendo un prodotto di eccellenza non si può trovare la ribolla gialla nei supermercati a 1,90 €. Ecco, questa è la mortificazione di tutti coloro che lavorano, studiano, investono, ricercano su questo straordinario prodotto, quindi bisogna tenerla dove merita, bisogna farne un testimonial, così come sapete altro testimonial straordinario di questo Friuli Venezia Giulia è il Tokai, che continua a chiamare così, e che insomma ribolla e Tokai possono essere realmente il punto non solo di partenza ma il punto forte della produzione vitivinicola di questa regione, insieme a poi a tutto il resto che gli va dietro, specialmente i vitigni autoctoni che ancora una volta rafforzano l'identità della nostra regione. Balli di gruppo, eventi di intrattenimento e piatti tipici contraddistingueranno le serate estive del Parco del Cormor di Udine.
Estate 2022 l'insegna delle aree verdi e di eventi di intrattenimento all'aperto che da giugno a settembre animeranno anche il Parco del Cormor di Udine. Di pesce, il mercoledì facciamo comunque ogni sera abbiamo la grigliata, le cene, il giovedì facciamo latinoamericano che da 20 anni noi siamo famosi anche per questo e infatti ieri sera c'era un bel po' di gente, il venerdì facciamo cucina tipica, poi avremo degli eventi nell'arco del mese di luglio probabilmente o agosto avremo 2 eventi e poi anche lo street food, poi il sabato mattina c'è il mercato a chilometro zero, sotto questo palco qua c'è gente che viene a fare ginnastica, quindi insomma ci sono delle belle iniziative, c'è un sacco di gente. Siamo in chiusura, grazie per l'attenzione e buona serata con i programmi di Telefriuli, arrivederci.